Ok? Buongiorno signori, che il Signore ci benedica e ci possa dare una parola per le nostre esigenze spirituali. Ti invito ad aprire la parola di Dio stamattina, se hai portato la Bibbia nel telefono oppure la tua Bibbia cartacea, nel libro di Ezechiele, Antico Testamento, al capitolo 37. È un testo molto conosciuto che parla dell'opera dello Spirito Santo, questo profeta che è stato chiamato a predicare in un momento molto difficile della storia del popolo di Israele. Il popolo era in cattività, il popolo aveva 70 anni di prigionia davanti e lui ha una visione spirituale molto particolare del popolo di Israele, no? Ma il Signore lo invita a predicare e vediamo a che cosa lui è invitato a predicare. E dice così: la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno, ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece rumore ed ecco un gran movimento, le ossa si accostarono l'une alle altre, io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne, la pelle, ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora il Signore mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla Signore Dio. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Un testo bellissimo che ci parla di una situazione molto particolare che stava vivendo Israele. Israele era morto spiritualmente e Dio ha chiamato questo uomo di nome Ezechiele per profetizzare su queste ossa. La cosa interessante è che noi troviamo una situazione molto simile nel nostro paese. Tu sai che fai parte di una minoranza. La parola minoranza è una cosa che ci spaventa un po', no? Sia noi cristiani evangelici facciamo parte dello 0,9% del popolo italiano. E se io guardassi, e se tu guardassi il popolo italiano, potresti dire, come ha detto Ezechiele: Signore, io non so, qua ci sono ossa secche intorno a me, ci sono persone che non conoscono il Vangelo, ma il Signore ci dice stamattina: profetizza a queste ossa secche, profetizza perché io posso far rivivere queste ossa, ma tocca a noi profetizzare. E questo uomo di Dio, Ezechiele, ha vissuto un grande miracolo. Ha visto il popolo di Israele rimettersi in piedi, queste ossa si sono unite, è cresciuta su di loro la pelle, i muscoli hanno cominciato a vivere nel momento in cui lo Spirito Santo è entrato dentro di loro. Pastore, come facciamo a far rivivere queste ossa secche? Bisogna avere a che fare con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo capire chi è lo Spirito Santo, dobbiamo profetizzare attraverso lo Spirito Santo e dobbiamo trasmettere questa vitalità che viene dallo Spirito Santo. E sai chi è che deve profetizzare? Sai chi è l'Ezechiele dell'epoca moderna? Siamo io e te che dobbiamo profetizzare la parola di Dio. Il Signore ci chiama a profetizzare la parola di Dio. Okay? Io ti invito ad alzarti in piedi questa mattina. Il Signore sta cercando degli Ezechiele del tempo moderno. Il Signore sta cercando dei profeti che parlino in nome del Signore,
i profeti che dicono alle ossa, rivivi. E voi provate a immaginare questo uomo di Dio, no? Che ha avuto questa scena davanti, ossa secche. E il Signore gli ha detto, sarà che queste ossa secche possono rivivere? E la sua risposta non è stata, no Signore, impossibile. Sai che cosa lui ha risposto? Signore, tu lo sai. Quando tu vedi dei tuoi colleghi di lavoro, dei tuoi compagni di classe, e tu dici nella tua testa, questi non potranno mai credere nel Vangelo. È già una parola definitiva da parte tua. Ma il Signore sa. E noi dobbiamo rispondere, Signore, tu lo sai. O il mio familiare che ancora non conosce il Vangelo, Signore, tu lo sai se lui crederà. Quel nostro collega di lavoro, quel nostro compagno di classe, Signore, tu lo sai. Basta che tu apri la mia bocca, io farò quello che tu mi chiedi di fare. Questo è il mio compito. Il compito non è raccogliere, il mio compito è fare quello che il Signore mi chiama a fare. Apri la tua bocca, dice la parola di Dio, e io la riempirò con la mia parola. Pastore, non sono pronto per predicare la parola, non ho abbastanza conoscenza. Il Signore non chiede conoscenza, il Signore chiede un cuore disposto. E io voglio stamattina pregare perché questo popolo di Dio che è qua riunito possa avere un cuore disposto ad aprire la bocca per predicare la parola di Dio. Spirito, vieni dai quattro venti, soffia su queste ossa e queste ossa sicuramente rivivranno, ma sta a me e te essere gli Ezechiele del tempo moderno. Voglio pregare insieme a te. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore e chiedere che questo Spirito, prima di tutto, riempia il nostro cuore. Il nostro Dio è un Dio di speranza, un Dio di risurrezione, un Dio che fa cose impossibili, ma noi dobbiamo aprire la nostra bocca per predicare queste cose impossibili. Non dobbiamo permettere all'incredulità, alla pigrizia e alla mancanza di visione spirituale di prendere il sopravvento e dire, Signore, io farò quello che tu mi chiedi. Nostro Dio, nostro Padre, questa mattina, Signore, siamo qua insieme come Chiesa di Dio. Ti prego di benedire, Signore, coloro che stanno osservando il nostro culto attraverso internet. Ti prego di benedire i tuoi figli che stanno arrivando, Signore, che ascolteranno la tua parola. Ti prego di benedire coloro che sono già arrivati e che come Chiesa, Signore, possiamo sottometterci alla tua parola questa mattina. Signore, nel nome di Cristo Gesù, fai un'opera profonda in noi e attraverso di noi. Io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa comunità esca da quella porta, finito il culto, trasformata dalla tua grazia, trasformata dal tuo spirito, trasformata da quello che verrà predicato. E ti chiedo, Signore, che tu possa trovare questa mattina degli Ezechiele del 2024 che predicano lo Spirito Santo di Dio, che camminano con lo Spirito Santo di Dio e che hanno la capacità di aprire la bocca per predicare la tua parola, Signore. Riempi i nostri cuori con quello che tu sai già che serve per risvegliare questo popolo che ha bisogno di te. Grazie, Padre, per quello che tu stai già facendo nelle nostre vite. Ti chiediamo nel nome di Gesù che tu possa fare ancora di più, perché tu sei il Dio dell'impossibile. Usaci, Signore, per la tua gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di adorare il Signore, ti invito a lasciare il tuo posto e dare una parola di benedizione alla persona che è vicino a te, dietro di te, davanti a te, specialmente una persona che non conosci, ok? Mi raccomando, il popolo di Dio è un popolo che benedice, non lasciar perdere questa esortazione. Tu sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta.
forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua. Signore dei signori, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore. Hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria. Abbiamo le mani. Tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua. Signore dei signori, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore. Hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore dei signori, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione. Tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore. Hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Una vera adorazione. Una vera adorazione. Mettiamo le mani insieme. Lode al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando vengo davanti
tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù, il glorioso nome di Gesù, il glorioso nome di Gesù. Amen. Che bello lodare, stare insieme alla propria casa, alla propria chiesa, no? Possiamo dichiarare insieme che il nostro Dio ci ha unito insieme e noi siamo una casa, siamo una chiesa e questo è il Tempio di Dio. Ed è bello perché il Tempio è una cosa veramente preziosa, una cosa sacra e quindi per Dio noi siamo tutto, anche se in realtà noi siamo i primi a dire che siamo niente. Però in questa lode, in questo canto, vorrei che ognuno di noi possa dire che la nostra vita è il Tempio, la nostra vita è la casa di Dio e noi dobbiamo dare questa vita a Lui. E in caso tu non hai ancora dato la tua vita a Dio, vorrei che tu lo possa fare adesso, in questo momento. Non è mai troppo tardi. E basta dire: Dio, sono qui e ti do tutto me stesso, do tutta la mia vita, perché so che la mia vita appartiene a te. E in questo momento vorrei che ognuno di voi possa riflettere su questo e così io so che Dio è qui, Gesù è qui in questo momento, sa tutto di voi e vuole la vostra felicità. Quindi cantate questo cantico, vi invito a cantare questo cantico con felicità, con gioia e veramente percepire questa presenza che anch'io sento in questo momento. Possiamo cantare? Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio. Di Dio, il santuario di Dio, la Chiesa è il Tempio
Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. La mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. Gesù, 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 mio Signore. Gesù, 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 mio Signore. Il santuario di Dio, 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 il santuario di Dio. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Amen, 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 amen. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Amen, 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 amen,
famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Amen, 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 favore e per 1000 generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, e ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Signore Padre, ti ringrazio per questa mattina, Padre, ti ringrazio per la tua presenza. E come abbiamo appena cantato, Padre, tu sei con noi in ogni momento di gioia, in ogni momento di tristezza, tu sei insieme a noi. In ogni momento tu ci precedi, ci segui e, come abbiamo appena cantato, tu sei per noi, Padre, per ognuno di noi. La tua croce, Gesù Cristo morto in croce, è per ognuno di noi, Padre. E ti prego, Signore, che tu possa risvegliare, che tu possa dare coraggio ad ognuno qui presente, ad ogni membro della tua Chiesa in tutto il mondo, che tu possa dare coraggio di portare il Vangelo, Padre, che questa generazione, non solo di giovani, Padre, ma anche i più anziani, anche i più vecchi, Padre, che possano portare la tua parola, che possano portare la tua testimonianza, Padre, perché non solo sei per noi, ma sei per tutti quelli di cui hanno bisogno di te, che hanno bisogno di cura, Padre. Ci sono tante persone che soffrono ogni giorno e vivono in un abisso di tristezza, in un abisso di depressione, Padre, che hanno bisogno di te, che hanno bisogno di riempire quel vuoto che tanto gli fa soffrire, Signore, e che tu possa curare, Padre, i loro cuori, che tu possa, come hai visitato noi, che tu possa visitare loro, Padre, e che possiamo essere noi a portare questo tuo amore, Padre, perché è così che vuoi. Tu ci hai scelti per portare la tua parola, ci hai scelti per portare il tuo messaggio, Padre, che non possiamo avere vergogna di questo, Signore, che possiamo trovare il coraggio di poter portare la buona notizia, perché non possiamo continuare ad essere egoisti, a tenerti solo per noi, Padre, perché non siamo gli unici su questa terra che soffrono, ci sono tantissime persone che soffrono, Padre, che tu possa usarci davvero, darci questo onore di poter essere partecipi a una nuova generazione di adoratori, a una nuova generazione di pastori, Signore.
non possiamo continuare a tenerci per te, a tenerti per noi. E, Signore, davvero, che questa mattina tu possa mostrare la tua presenza, che questa mattina tu possa visitare ognuno di noi, che possiamo ricordarci di tornare al vero amore, al primo amore, e che possiamo lasciarci trasportare dalla tua guida, Signore, che tu possa guidarci, che tu possa istruirci su come fare, che tu possa darci le parole giuste, Signore. A volte abbiamo soltanto bisogno di dare quel passo di fede, di dire: ok, Padre, io non so cosa fare, non so cosa dire, non ho la minima idea di quello che posso fare, Signore, però io vado, io faccio il passo, mi presento a quella persona e sappiamo che tu farai il resto, Signore. Quindi, Padre, che noi possiamo prendere le persone che vediamo al nostro fianco e possiamo portarle a te, Signore, e poi tu farai il resto, Signore. Non vorrei mai che un giorno potessimo pentirci di non aver detto niente, Signore, perché tu vuoi che siamo noi a portare il tuo messaggio, Signore. Non possiamo, dobbiamo cambiare la nostra visione, Padre. Dobbiamo vedere le persone che ci stanno al nostro fianco come persone che vanno all'inferno, come persone che soffriranno nell'eternità, perché non hanno ricevuto il messaggio del Vangelo, perché noi non abbiamo portato qualcosa, Signore. Quindi dobbiamo farci coraggio, Signore. Non possiamo di nuovo essere egoisti, dobbiamo volere sempre più persone nell'eternità insieme a noi, che possiamo trovare il coraggio di parlare a quel parente vicino a noi, che possiamo trovare il coraggio di poter parlare di te ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro, colleghi di scuola, Padre, e che loro possano davvero venire toccati da questo messaggio, che possano essere salvati, Signore. Che possiamo amare di più le persone che ci stanno al nostro fianco, che possiamo vederle con il tuo sguardo d'amore, Padre, e che anche loro un giorno possano cenare con noi nell'eternità, Signore. Ti chiedo questo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, stiamo predicando sulla lettera agli Efesini, è già la terza predica del capitolo 1 e stamattina leggeremo i versetti 13 e 14 e nei primi 6 versetti noi abbiamo predicato sulla opera del Padre, ossia il progettista, no, del piano di salvezza per l'umanità. Dal versetto 7 al versetto 12 noi abbiamo studiato, meditato sull'opera del Figlio che è il realizzatore a tutti gli effetti dell'opera di salvezza per noi, e stamattina del versetto 13 e 14 parla dell'opera dello Spirito Santo che è il rifinitore, colui che ha il ministero in realtà più lungo, no, della storia della fede, ossia lo Spirito Santo che è con noi e sarà per chi vuole anche in noi, ok? E dice così la parola di Dio: in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. 2 versetti solo, ma molto profondi per meditare questa mattina. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio e chiedi che il Signore possa parlarti questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo, Signore, perché possiamo essere insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, insieme a coloro anche che stanno cercando te, e ti chiediamo, Signore, che tu possa lasciarti trovare, ma soprattutto, Signore, ascolta il grido del cuore, Signore, di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di conoscere a fondo chi tu sei e che cosa hai intenzione di fare per noi. Benedici, Signore, questo tempo di meditazione della tua parola. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. La lettera agli Efesini è stata una lettera che Paolo Apostolo ha scritto dal carcere
insieme alla lettera ai Filippesi, ai Colossesi e la lettera a Filemone. Ed è interessante che in queste lettere l'Apostolo Paolo descrive, invece di descrivere la sua prigionia, descrive la grandezza di Dio. E la cosa interessante è proprio questo, ossia Paolo non è un lamentoso, Paolo non è uno che sicuramente alza la voce verso Dio e si lamenta della sua situazione. Al contrario, lui stava parlando della grandezza di Dio. A un certo punto, addirittura nella lettera ai Filippesi, lui dice: la mia prigionia ha contribuito all'espansione del Vangelo. Quindi l'Apostolo Paolo era una persona veramente di visione spirituale. Questa mattina, leggendo questo testo, noi dobbiamo meditare proprio su cosa lo Spirito Santo può fare in noi e attraverso di noi. Il primo punto che voglio meditare insieme a voi dice così la parola di Dio: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della salvezza. Quando Gesù predicava, spesso diceva l'espressione: chi ha orecchi per udire, cosa dice? Cosa ha detto Gesù? Oda, ossia ovviamente lui non parlava delle orecchie fisiche, ma parlava delle orecchie dello spirito, ossia dopo aver ascoltato la parola della verità noi possiamo accedere al Vangelo della salvezza. Stiamo attenti, stamattina è così. Salute. State attenti, molto interessante questa dualità, no? Questo dualismo che dice: l'ha ascoltato la parola della verità, il Vangelo della salvezza. Sono due cose che stanno bene insieme e adesso vi dico il perché. Allora, perché dice la parola noi dobbiamo ascoltare la parola della verità? La lettera agli Ebrei dice che la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino nella divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture, delle midolla e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Voglio farti una domanda: a chi piace essere giudicato in questa sala? Alzi la mano. Nessuno, vero? È interessante che quando noi ascoltiamo la parola di Dio, qualcosa penetra nel profondo della nostra anima e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quella è la parola della verità. Ti sei mai messo di fronte alla verità? La verità non si può cambiare, la verità non si può distorcere, e la verità che ci comunica la parola di Dio è che noi siamo degli animali da peccato. È questo che dice la parola di Dio: siamo delle persone radicalmente corrotte dal peccato e abbiamo bisogno del Vangelo della salvezza. Ma prima di accedere al Vangelo della salvezza noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola della verità. Ti ricordi quando Pietro nell'ultima cena ha ascoltato quella dura verità da parte di Gesù, che gli ha detto: Maestro, anche se tutti gli altri ti abbandonassero, io rimarrò con te fino alla fine. E Gesù gli dice: caro il mio Pietro, ti devo dire una verità scomoda: prima che il gallo canti 3 volte, tu mi avrai rinnegato altrettante volte. Ossia, Pietro non ha ingoiato quella verità subito, ma quando Gesù è uscito dal Sinedrio, che l'hanno sputato, l'hanno ingiuriato, l'hanno maltrattato, che cosa Gesù ha fatto? Uscendo dal Tempio, uscendo dal Sinedrio, guarda Pietro, e Pietro l'ha guardato e Pietro si è messo a piangere. Perché? Perché in quel momento la verità è penetrata nel suo cuore, la verità ha avuto libero accesso al suo cuore. Quando noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio dobbiamo ascoltare la verità che ci comunica la parola di Dio, ossia che noi abbiamo bisogno di essere salvati perché siamo radicalmente corrotti dal peccato. Ed è interessante che quando Pietro ha accettato questa verità, il Signore Gesù lo ha fatto accedere al Vangelo della salvezza. Quando lui era là sulle rive del mare di Galilea, Gesù gli ha fatto una domanda molto interessante. Gli ha detto: Pietro, ma tu mi ami? Per 3 volte lui gli ha chiesto questa grande verità, e la verità che lui ha messo è: Signore, tu sai e conosci ogni cosa. E Gesù gli ha detto: adesso sì che hai ascoltato il Vangelo della verità, vai e pasci le mie pecore. Adesso vai a fare quello che io ti ho creato per fare, ossia fare il pastore, vai a fare il predicatore della mia parola, vai a raccogliere le persone che ancora non hanno conosciuto il messaggio della salvezza. Pastore, perché Dio non mi usa
per la salvezza, perché Dio non mi usa per predicare la parola, perché io non riesco a conquistare anime per la gloria di Dio. È semplice, perché prima cosa io devo ascoltare la parola della verità, accedere al Vangelo della salvezza, e terza cosa, adesso sì che il Signore può usarmi per la sua gloria e per il suo onore. Tu vuoi essere usato per la gloria di Dio? Alza la mano. Sai una cosa che io ho scoperto in questo testo biblico? Noi non siamo delle brave persone che hanno bisogno di amore, noi siamo dei peccatori radicali che hanno bisogno di salvezza. È questo che ci dice la parola di Dio. Pastore, ma io non farei del male a una mosca. E sai perché tu non faresti del male a una mosca? Perché la grazia comune di Dio riposa su di te. Dio fa del bene a empi tanto come ai buoni. Dio fa del bene alle persone che non conoscono Lui come a noi che siamo Suoi figli. Sai perché? Perché Dio è grazioso e Dio estende la sua grazia a tutta l'umanità, ed è per questo che io e te non siamo dei delinquenti. Ed è per questo che tante volte tu trovi delle persone per strada che a volte sono meglio anche dei cristiani. Sai perché? Per la grazia comune di Dio. Ma io non voglio solo la grazia comune, io voglio essere un figlio di Dio. Io voglio la grazia particolare che riguarda soltanto i figli di Dio. Io voglio avere un rapporto intimo e personale con Dio. Ma la prima cosa che devo fare è ascoltare la parola della verità, e poi accedere al Vangelo della salvezza. Sei pronto a sentire la verità su te stesso? Sei pronto a sapere che cosa Dio pensa di te e di quello che tu hai dentro? A volte ci spaventiamo di quello che abbiamo dentro. Pastore, io non faccio del male a una mosca. C'è un romanzo molto interessante che è stato scritto negli anni 60, ai tempi dei dinosauri, quando io ero appena nato, ok? Che si chiama Il Signore delle Mosche. È interessante questo romanzo perché vai a vedere su internet, è molto interessante questo romanzo. Parla di un gruppo di bravi ragazzi che andava in gita in un aereo, no? Questo aereo si è abbattuto, gli adulti sono tutti morti, e questo gruppo di bravi ragazzi che venivano da una scuola rinomata cominciano a formare bande in questa isola dove loro approdano e cominciano a combattere l'uno con l'altro. Si arriva addirittura all'omicidio, si arriva addirittura all'idolatria. Perché? Perché quello che c'era dentro di loro era semplicemente coperto da una patina di bravi ragazzi. Ma quando noi siamo messi nella condizione di fare del male, noi facciamo del male, sì, e basta che tu litighi con tuo marito, con tua moglie a casa, col tuo fidanzato, con chiunque abbia a che fare con te. Per che cosa? Per tenere stretti nelle mani i tuoi diritti. Il Signore dice: molla tutto e ascolta la parola della verità. Tu hai bisogno del Vangelo della salvezza, tu hai bisogno della mia grazia, perché senza di me tu non puoi fare assolutamente nulla. Per avere lo Spirito Santo noi dobbiamo fare questi due passi. Sai chi è che ha turato le orecchie e non ha voluto ascoltare la parola della verità? I farisei. Ti ricordi che cosa è successo in Atti capitolo 7? Quando Stefano predicava la parola della verità, quando Stefano ha fatto quel meraviglioso sermone ai farisei che ha fatto tutta la storia di Israele, ma a un certo punto è arrivato al punto esatto e voi, ha detto, e voi avete crocifisso il Signore della gloria. Sai che cosa loro hanno cominciato a fare? Hanno tappato le orecchie, hanno mandato alte grida e hanno lapidato Stefano perché non volevano ascoltare la parola della verità e non hanno avuto accesso al Vangelo della salvezza. Hanno ucciso il profeta piuttosto che ascoltare la parola della verità. Sai che cosa succede quando io rifiuto quello che viene detto dal pulpito? Quando io seleziono quello che viene detto dal pulpito, non sto dicendo che il predicatore dice tutto perfetto, sto dicendo che la parola di Dio non fallisce, sto dicendo che la parola di Dio è perfetta, e quando io rifiuto quello che viene detto dal pulpito, sai che cosa succede? Che le mie orecchie spirituali si tappano e io uccido il predicatore o uccido la parola di Dio e uccido l'azione di Dio nella mia vita. Io devo ascoltare il Vangelo della salvezza e soprattutto la parola della verità. Tu vuoi lo Spirito Santo di Dio? Ascolta la parola della verità. Quante scuse noi mettiamo ogni giorno per non aprire la parola di Dio, per non fermarci in ginocchio davanti al Signore, per non pregare il Signore, per non ascoltare quello che Dio ha da dirci, e risulta tutto più semplice quando noi ascoltiamo Dio. Ma sai perché? Noi diciamo: Signore, non ho tempo, Signore, sono troppo stanco.
sii sincero con Dio. Non ascolto la parola di Dio perché la parola di Dio mi confronta. E confronta quello che io ho dentro e questo non mi piace. Ma io so una cosa, caro mio, che quando noi ci ravvediamo secondo la verità che il Signore ci comunica ogni giorno, allora c'è una grande gioia. Perché è interessante, no? Quando noi ci rendiamo conto di chi siamo e come Dio ci ama per grazia, viene una pace, viene una gioia, viene un amore per la parola di Dio che è incredibile. Ed è così che noi dobbiamo fare, dobbiamo avere il coraggio di ascoltare la parola della verità per accedere al Vangelo della salvezza. Seconda cosa che voglio dirti questa mattina è questa. Dice che avendo creduto in Lui, primo ascoltare la parola della verità e secondo dobbiamo credere in Lui. Allora sta attento. Queste parole sono costate a Paolo non una cosa semplice, ok? Perché se io credo in Gesù, ok? Chi è che non crede in Gesù questa mattina? Se tu vai a chiedere a un uomo della strada se crede in Gesù, sì, certo che credo in Gesù. Se tu vai a chiedere a un demone se crede in Gesù, è ovvio che credono in Gesù. Perché la parola di Dio dice tant'altro che i demoni credono, ma ovviamente tremano alla presenza di Cristo e non sono sottomessi all'opera di Cristo. Ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo credere in Cristo. Pastore, che cosa significa credere allora? Molto semplice. Allora sta attento, te lo spiego così. Ci sono 3 fasi nella vita cristiana, ok? C'è la fase del cristiano biologico, la fase del cristiano psicologico e la fase del cristiano spirituale. E se tu osservi la vita di Paolo, è esattamente questo che succede nella sua vita. Allora sta attento. Nella prima fase della sua vita Paolo apostolo era disposto a litigare con tutti. Ha litigato perfino con dei suoi colleghi di ministero, con delle persone, vi ricordate la storia di Marco, Giovanni Marco, che ha detto io non lo voglio più con me in missione perché lui rallenta l'opera. Ed era disposto a litigare. Lui era un giovane Paolo, pieno di sé, ok? Ed era più, diciamo così, spinto dalle spinte biologiche più che dalle spinte spirituali. Che cosa dice? Io non voglio viaggiare con questo qua, perché questo qua rallenta l'opera. Lui voleva andare dappertutto, il Signore ogni tanto gli bloccava la strada, no, non andare di là, non andare di qua. Addirittura dice la parola di Dio che lo Spirito Santo gli ha vietato di andare nelle città più grandi e in quel momento gli ha detto di andare a Filippi. No, tu vai a Filippi, e là a Filippi ha trovato 2 persone che erano interessate al Vangelo, 2. Ma lui era abituato ai grandi pulpiti, no? Il Signore stava dicendo, Paolo, frena le tue spinte biologiche. Ma poi arriva la parte, quella più psicologica. L'Apostolo Paolo comincia a metabolizzare che cos'è il Vangelo. Ti sto dicendo soltanto questo perché interessante, quando si è giovani, essere super spirituali è semplice. Perché l'organismo funziona bene, ok? Tu prova ad arrivare dopo i 50, arriva verso i 60 e oltre, verso l'infinito e oltre, come diceva Buzz Lightyear, no? Tu sai chi è Buzz Lightyear? Quel personaggio dei cartoni animati della Disney, no? Verso l'infinito e oltre. Quando tu vai oltre una certa età, che per placare la fame massimo ti puoi permettere prima di andare a letto un cracker integrale, invece che una pizza col salamino, allora tu cominci a capire che il corpo non è più quello di prima e non conti più sul tuo corpo, conti più sul Signore. È una dipendenza che tu sviluppi da parte del Signore. E la parte in mezzo è la parte psicologica, ossia quando tu cominci a entrare nella parte più psicologica, ossia nella parte in cui tu confidi nella tua formazione interiore, allora è un'altra fase della vita spirituale, ma la terza è la più importante. E noi abbiamo bisogno di giovani, di adolescenti e di preadolescenti che partono dalla terza fase, ossia dalla parte spirituale. Non contate sul vostro corpo, ma contate sullo Spirito Santo di Dio. E l'Apostolo Paolo a un certo punto dichiara questo, sta attento, scrive nella lettera ai Filippesi: se qualcuno altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'8° giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio d'ebrei,
quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Quando Paolo dichiara sta roba mi fa paura. Ossia, io posso contare su tutto quello che sono e su tutto quello che riesco a fare. Ma è bella il proseguimento di questo testo che dice: ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Quando Paolo diceva credete in Cristo, significa rinunciate a credere in tutto ciò che sapete fare. Quante volte io ho fatto l'errore, e ascoltami bene, sicuramente anche tu l'hai fatto, guardando un bravo cantante, guardando un bravo musicista, guardando un bravo predicatore, tu hai detto, se quello si convertisse, cosa guadagnerebbe il regno di Dio? E sai che è la cosa più sbagliata che esista, perché Dio non ha bisogno di grandi predicatori, Dio non ha bisogno di grandi musicisti, Dio non ha bisogno di grandi cantanti, Dio ha bisogno di cuori disponibili. E l'Apostolo Paolo era una persona che aveva rinunciato a tutto per guadagnare Cristo. Hai mai pensato che Cristo si deve guadagnare? È così che dice la parola di Dio. Ah, ma pastore, io sono un cristiano, ho lo Spirito Santo di Dio. Sì, ma Cristo bisogna guadagnarlo. Ossia, il carattere di Cristo è una cosa che bisogna lavorare ogni giorno perché Lui esca fuori. A un certo punto l'Apostolo Paolo, ragionando coi Galati, gli dice: possibile che Cristo ancora non si è formato dentro di voi? Possibile che siete ancora bambini in Cristo? Come posso parlarvi a uomini spirituali se non siete ancora cresciuti, se ci sono i partiti politici all'interno della Chiesa? Era una cosa da bambini litigare. Ah, io sono di Paolo, ah, io sono di Apollo, ah, io sono di Pietro, ah, io sono di Cristo. Questi erano i peggiori di tutti che non avevano nessuna autorità umana. Io sono di Cristo. Okay? Allora sta attento. Paolo sta dicendo, quando noi dobbiamo credere in Cristo, non è soltanto la sua opera in noi. Dobbiamo rinunciare a ciò che crediamo di noi stessi. Gesù non ha mai detto la seguente frase: chi vuol venire dietro a me, che cosa dice la parola di Dio? Rinneghi, prenda la sua croce e mi segua. Smettete di credere in voi stessi. Chi ha avuto mal di denti comincia a credere nel dentista. Chi ha avuto mal di denti comincia a credere nel dentista. Signore, dammi un dentista, perché è interessante che i dentisti il sabato e la domenica sono chiusi, no? E regolarmente il mal di denti quando arriva il sabato e la domenica. È quella la roba brutta. Ma tu ami il dentista, roba che mai succede, no? Ma tu ami il dentista perché? Perché dici non vedo l'ora che arrivi lunedì per andare dal dentista. Perché? Perché sei in una situazione, in una condizione particolare e tu hai bisogno di credere che Lui toglierà il tuo male. L'Apostolo Paolo a un certo punto del suo ministero, il Signore gli ha messo una spina nella carne perché lui non ricadesse nel credere in sé stesso. Ha detto: Signore, toglimi questa spina perché io ho bisogno di viaggiare, ho bisogno di predicare. E il Signore, sai che cosa gli ha risposto? Se io ti tolgo quella spina nella carne, tu continui a credere in te stesso. Io ho bisogno che tu ti confidi e che tu dipenda da me. Questo ci porta a una situazione molto interessante, che per credere in Cristo, a volte Cristo deve mettere una spina nella nostra carne perché noi non confidiamo più in noi stessi e noi cominciamo a confidare totalmente nell'opera di Cristo. Pastore, Dio è cattivo? Assolutamente no. Secondo te Dio è cattivo? È che noi abbiamo bisogno di essere usati da Cristo e per fare questo noi abbiamo bisogno di dipendere totalmente da Lui. Noi non possiamo portare niente a Cristo, noi non possiamo portare niente di buono ai piedi della croce. Noi dobbiamo dire: Signore, dipende da te. Sai che cosa Gesù ha detto? Le ultime 2 parole che Gesù ha detto sulla croce, ti ricordi quali sono state? È compiuto. Ho fatto tutto. Non confidare in quello che tu fai ogni giorno, confida nella mia opera completa. Io ho fatto tutto per te. Non possiamo portare niente di buono ai piedi di Cristo. Cristo è l'unica cosa che noi possiamo portare ai piedi della croce. Terza cosa che voglio dire questa mattina, dice che dobbiamo
avete ricevuto il sigillo, dopo aver creduto, dopo aver ascoltato, abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Perché dice lo Spirito Santo che era stato promesso? Allora sta attento, nell'Antico Testamento c'era una difficoltà enorme a essere delle persone spirituali, perché quando tu peccavi, la parola di Dio dice che lo Spirito Santo usciva dalla persona e non rientrava più, a meno che Dio non decidesse di rimandarti lo Spirito Santo di Dio. Ne abbiamo un esempio classico per esempio in Saul, oppure in Davide. Saul che ha cominciato a disobbedire il Signore, che cosa ha fatto? Lo Spirito Santo è uscito e dice la parola di Dio che uno spirito cattivo ha cominciato a mortificare, a disturbare la vita di Saul, e questo spirito cattivo lo mandava in depressione. Tu prova a immaginare cosa succedeva anche a un credente che peccava nell'epoca antica. Lo Spirito Santo usciva da lui. Ossia, Davide nel Salmo 51 ha detto: Signore, non togliermi lo Spirito Santo. Salmo 51, 5, segnati questo versetto sulla tua Bibbia, ok? Perché? Perché lui sapeva benissimo che quando una persona peccava, ti ricordi cosa aveva fatto Davide? Aveva adulterato e aveva ucciso il suo ufficiale di cui lui voleva la moglie, che era bellissima, che si chiamava Bathsheba, ok? Allora sta attento, lui uccide, lui adultera, e a un certo punto il profeta lo va a chiamare e gli dice: amico, c'è qualcosa che non funziona nella tua vita. E lui ha cominciato a pregare dicendo: Signore, non togliermi lo Spirito tuo santo. Davide era ritornato per 9 mesi. Io mi chiedo tutte le volte che leggo quel testo, ok? Come Davide per 9 mesi non si era avveduto del suo peccato. Finché il bambino non è nato, lui continuava la sua vita felice, tranquillo. Sai perché? Perché lo Spirito Santo era uscito da lui. Tu rivivresti quell'epoca. Tu rivivresti che tutte le volte che tu pecchi lo Spirito Santo esca e finché Dio non decide tu andrai fino in fondo al tuo peccato. Io penso che saremo sterminati dalla terra. Perché tu sai che cosa è successo al tempo di Noè, vero? Non c'era l'opera dello Spirito Santo e Dio cosa ha dovuto fare? Mandare il diluvio per ricominciare da capo. E poi ricomincia da capo, ancora non c'era l'opera dello Spirito Santo in tutti. E cosa succede? Torre di Babele, di nuovo l'essere umano che cosa ha fatto? Ha costruito la Torre di Babele, ossia sono io che gestisco la mia vita. E Dio ha dovuto scendere e confondere i linguaggi. Perché? Perché l'opera dello Spirito Santo non c'era. Finché non è cominciata una storia nuova con Abramo, che ha cominciato a lavorare con lo Spirito Santo e Dio l'ha benedetto. Ma attenzione, lo Spirito Santo che veniva tolto nell'Antico Testamento, oggi dice la parola di Dio che ci è stato promesso. Perché? Perché noi non possiamo vivere senza lo Spirito Santo. Il mondo non può vivere senza lo Spirito Santo. Tu vivresti in un mondo in cui lo Spirito Santo non parla più a nessuno. Senza lo Spirito Santo qua sulla terra, sai che cosa succederà fra poco? E quando dico fra poco lo dico con convinzione di causa. Fra poco Dio rapirà la sua Chiesa, lo Spirito Santo sarà portato via insieme alla Chiesa e qua nel mondo comincerà il regno dell'anticristo. È così che funzionerà. Tu vivresti qua nell'epoca dell'anticristo? Tu vai a leggere Apocalisse dal capitolo 4 in poi, tu ti rendi conto che cosa succederà qua sulla terra. Se Dio togliesse lo Spirito Santo oggi dal mondo, il mondo scoppierebbe. Ti stai rendendo conto di come si sta muovendo il nemico? E dice la parola di Dio in Matteo capitolo 24 che nazione si solleverà contro nazione e ci saranno guerre e rumori di guerra. Tu immaginavi che in Europa ci sarebbe stata la guerra di nuovo? In Europa, qua vicino a casa nostra, la signora von der Leyen ha detto che dobbiamo riarmare l'Europa, dobbiamo andare in guerra di nuovo, dobbiamo armare e chiamare i nostri giovani ad andare in guerra. Mio figlio comincia già a dire: papà, se per caso parto, sia fratelli, è questo che stiamo vivendo. E sai perché sta succedendo? Perché la Chiesa di Dio deve impattare il mondo, ha bisogno di trattare lo Spirito Santo con rispetto. Ha bisogno di essere ripiena di Spirito Santo per parlare alle persone là fuori.
È questo che ci ha promesso il Signore, ci ha promesso lo Spirito Santo che era nell'Antico Testamento, usciva, oggi lo Spirito Santo rimane dentro di noi, ma noi dobbiamo trattarlo veramente per quello che Lui è, santo, santo e santo. Tu sei disposto a farti usare dallo Spirito Santo? Tu sai quanti comandamenti ci sono a riguardo dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento? 5. Non rattristare lo Spirito Santo, non peccare. Non raffreddare o non spegnere lo Spirito Santo, ossia alimenta lo Spirito Santo che è in te attraverso la comunione, la parola di Dio, la preghiera. Terzo, prega per lo Spirito Santo, ossia prega che il Signore veramente, secondo le sue priorità, secondo la sua necessità. Quarto, cammina secondo lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti dice di fare un passo, fallo. E ultimo, ma non da ultimo, che è il più importante, siate ripieni di Spirito Santo. Lascia che ogni area della tua vita sia ripiena di Cristo. Allora, che differenza c'è vivere con Cristo e vivere per Cristo? Secondo te c'è differenza? Se noi non siamo pieni di Spirito Santo, noi non viviamo per Cristo, viviamo con Cristo. Ma è molto diverso. E il Signore ci dice: io ti ho promesso lo Spirito Santo, ma tu devi rispettare lo Spirito Santo. Perché? Perché non si può vivere senza Spirito Santo. E a volte, fratelli, la mia impressione è questa, ascoltami bene, che noi viviamo senza rispettare l'opera dello Spirito Santo in noi. E noi dobbiamo veramente sapere chi lo Spirito Santo è. Noi lo riceviamo nel momento in cui noi ci rendiamo conto chi Lui è, quanto noi abbiamo bisogno di Lui. E ogni giorno il Signore ci dice: cammina per lo Spirito Santo, sii ripieno di Spirito Santo, prega per lo Spirito Santo, non raffreddare lo Spirito Santo, non rattristare lo Spirito Santo di Dio. È così che dice la parola. Hai ricevuto lo Spirito Santo di Dio? Amen? Sì? Vogliamo veramente lavorare con lo Spirito Santo di Dio. È un lungo e duro lavoro, ma è necessario. E dice così l'ultimo punto che vorrei meditare insieme a voi, il quale, ossia lo Spirito Santo, è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Perché dice piena redenzione? Pastore, io sono redento dal sangue di Cristo, sì, ma non è una piena redenzione, ok? Perché qua sulla terra è un momento di passaggio, è un momento di, che dice la parola di Dio, noi siamo come erba che oggi c'è e domani si secca e punto, da un punto all'altro, da un momento all'altro, tutto è finito. E noi non dobbiamo confidare in questa verità, in questa realtà che viviamo ogni giorno. Allora, settimana scorsa, per chi, ovviamente per la comunità che ha partecipato, no? Sia di presenza che e proprio in preghiera, noi abbiamo vissuto un evento drammatico. Penso che tu sappia di cosa sto parlando, del funerale del bimbo di Olivia e di George, no? Noi eravamo là sul cimitero. Abbiamo confortato questi fratelli, ma è interessante che tu vai là per confortare questi fratelli e questi fratelli erano talmente forti che hanno confortato noi più che noi confortare loro. E la cosa che è successa, mentre io uscivo dal cimitero, no? Questo è stato proprio un mio momento con Dio, no? Tu hai mai chiesto a Dio: Signore, perché? Ti è capitato anche a te di chiedere: perché, Signore, questa situazione? Perché? E mentre uscivo, no? Io mai ho visto un cimitero in questo modo, ma il Signore mi ha aperto gli occhi in quel momento lì. E il Signore mi ha detto: adesso ti mostro io il perché. E mi ha mostrato queste file di tombe, no? Tutte ben ordinate, organizzate. E il Signore in quel momento lì mi ha detto: questo è il mio esercito. E questo esercito sta gridando un grido che fa paura a tutti gli esseri viventi. E questo grido è: sei di passaggio. Sei di passaggio. Qua non è il momento per vivere la vera vita, perché la tua vera vita è verso l'eternità.
È là che tu devi andare. E noi riusciamo a vivere per lo Spirito Santo, e riusciamo a vivere per Cristo quando noi cominciamo a orientare i nostri occhi verso l'eternità. Allora sta attento, grandi uomini di Dio hanno vissuto una vita perfetta qua sulla terra. Mosè è arrivato alla terra promessa. La parola di Dio dice di? No. Abramo ha visto nazioni uscire dal suo grembo? No. Paolo ha finito la sua vita in modo tranquillo? Era là nel carcere Paolo Apostolo, interessante, che dice: io ho finito la corsa, ho serbato la fede. Ma a un certo punto della lettera, seconda lettera a Timoteo, che è l'ultima che lui scrive in vita, poco prima di essere martirizzato, lui dice: Timoteo, vieni presto perché tutti mi hanno lasciato da solo. Solo Luca, il medico, è con me. Solo, abbandonato e poi infine martirizzato. Noi vogliamo tutto in ordine in questa terra, vero? Analizziamo le nostre preghiere. Signore, benedici la mia famiglia. Signore, benedici il mio conto in banca. Signore, benedici la mia salute. Signore, benedici tutto quello che faccio. Signore, benedici. È sbagliato? No, non è sbagliato. Però sta attento. Io mi chiedo una cosa. Perché l'Apostolo Paolo, quando pregava dal carcere, diceva: io chiedo al Signore che vi riempia della sua conoscenza. Chiedo al Signore che vi comunichi chi Lui è piuttosto dei miei bisogni, che non sono nulla. E tu sai che in che carcere era rinchiuso l'Apostolo Paolo? Chi è andato a Roma lo sa. La prigione in cui era rinchiuso l'Apostolo Paolo era una prigione talmente buia, talmente piccola, lui era legato con le mani dietro, ok? E sta attento, era l'ultima di una serie di prigioni che era in discesa, fatta in questo modo. Tu sai com'erano i sistemi igienico-sanitari nelle prigioni? Allora sta attento. Ogni carcerato nella sua prigione faceva i suoi bisogni, ogni tanto, circa una volta alla settimana, così funzionava, i carcerati delle celle di sopra buttavano fuori i propri escrementi, le proprie urine nel corridoio, e poi passava un inserviente e cacciava questo liquame, queste urine, in fondo alla cella, l'ultima cella, là in fondo proprio dove c'era Paolo. Paolo nel carcere aveva davanti a sé questo spettacolare immagine, no? L'odore, io posso immaginare che cosa c'era. E Paolo dice da questo carcere: meraviglioso Dio che provvede per noi magnificamente ogni nostra necessità secondo le ricchezze che sono in Cristo Gesù. Ma vi immaginate? Ma vi immaginate? Noi ci lamentiamo. Sta piovendo troppo. Chi è che non si è lamentato che piove troppo? È vero o no? Fratelli, è così che noi siamo fatti. Dopo ci sarà il caldo, ok? Dopo ci sarà troppo caldo. E dopo la televisione non funzionerà più, bisogna comprare un televisore. Ah, devo comprare un televisore nuovo. E noi ci lamentiamo. E l'Apostolo Paolo dice: non siete qua di questa terra, alzate gli occhi e cominciate a camminare sulle acque, perché quando voi cominciate a abbassare lo sguardo, allora affondate come ha fatto l'Apostolo Pietro. Ma se tu vuoi cominciare a camminare sulle acque, dove devi puntare il tuo sguardo? Devi puntare il tuo sguardo verso l'eternità. Larissa, Gabriel, dov'è Gabriel? In fondo. Vi sposerete, ma è per questa terra. Alzate gli occhi verso l'eternità. Furio, Nadia, verso l'eternità. Fratelli, sorelle, alza gli occhi verso l'eternità, perché qua tu prenderai delle delusioni terribili in questa vita, ok? L'unica cosa che tu puoi veramente dire è: questo che mi darà soddisfazione è per me il vivere Cristo, e morire è guadagno. Guarda verso l'eternità, qua sei di passaggio, non desiderare quello che ti scorre tra le dita come sabbia. A un certo punto della storia di un grande predicatore, di un grande maestro, di un grande dottore della legge del passato che si chiama Agostino di Ippona, sai che cosa un angelo, secondo la storia, gli ha detto? Gli ha detto: ecco, tu, e questo Agostino era sul mare, no? E cercava di capire chi era Dio, no? E lui ha preso l'acqua del mare in una mano. E dice la storia, non sappiamo se è
misticismo oppure realtà, però è un aneddoto molto interessante che ci fa pensare veramente a cosa noi facciamo su questa terra. E questo angelo passa vicino a Agostino di Ippona e gli dice: vedi, tu vuoi mettere Dio nel tuo palmo, nella mano, come tu, questa piccola quantità d'acqua, come se fosse tutto l'oceano, ma l'oceano nella tua mano non ci sta. Dio è molto più grande di questo palmo della tua mano. Noi vogliamo rinchiudere Dio nel palmo di una mano, e se noi cominciamo a guardare verso l'eternità, Dio è molto più grande di tutti noi. Questo è quello che dice, ecco perché dice che la nostra redenzione non è completa qua. Se tu cerchi soddisfazione su questa terra, non la troverai mai. Se tu cerchi soltanto i tuoi interessi nella preghiera e nella parola di Dio, tu stai usando Cristo, ma Cristo vuole usare noi per la sua gloria e per il suo onore. Questo ci darà una grande soddisfazione, una grande pace, una grande gioia. È questo che noi dobbiamo fare, cari miei. Qua siamo di passaggio, e gloria a Dio che siamo di passaggio, perché questo non è la realtà. Cristo è molto più reale di tutto quello che noi vediamo e tocchiamo su questa terra. Non fermiamoci a obiettivi terreni, perché Dio vuole usarci per cose molto più grandi. Alza lo sguardo verso l'eternità, è là il nostro destino, è là il nostro punto di arrivo. Voglio pregare insieme a te. Ripassiamo questi 4 punti mentre noi preghiamo. Ricorda, devi essere disposto a ascoltare la parola della verità che Dio ti comunica ogni giorno per accedere al Vangelo della salvezza. Devi credere in Lui. Significa non credere più nelle tue capacità, non credere più nelle tue risorse, ma credere che Cristo è. E poi devi cominciare a camminare con lo Spirito Santo di Dio, essere ripieno dello Spirito Santo di Dio, a pregare per lo Spirito Santo secondo le priorità di Dio, a non rattristare lo Spirito, a non spegnere lo Spirito di Dio. E infine la parola di Dio ci dice: alza lo sguardo verso l'eternità, perché questo non è il tuo destino finale, la tua redenzione non è ancora completa. Qua siamo di passaggio e abbiamo bisogno di credere che l'eternità è il posto dove noi dobbiamo andare. Io voglio pregare insieme a te questa mattina. Io so che ci sono delle persone qua stamattina che hanno bisogno di rifare un patto col Signore, che stanno dicendo: Signore, non mi sento usato pienamente da te. E io non mi vergogno dell'Evangelo, ma vorrei che nessuno di noi si potesse vergognare del Vangelo. Ricorda quello che ha detto l'Apostolo Paolo: io ritengo tutto spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ma bisogna avere un coraggio da leone per essere cristiani veri oggi. È un cammino, è crescita, è rinuncia e a volte anche sofferenza, ma vale la pena. E io voglio pregare insieme a te affinché la tua vita possa essere usata con potenza dal nostro Signore. E se tu stai dicendo dentro di te: Pastore, questa parola era per me, questa parola io voglio viverla, allora io ti invito di fare un passo di fede, ok? E mentre io sto pregando, io ti invito ad alzarti in piedi e voglio pregare insieme a te. Tu che stai dicendo: Signore, usami con potenza per la tua gloria. Ti invito ad alzarti nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, là dietro. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Gloria a te, Signore.
Amen. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché in questo momento, Signore, ci sono dei cuori qua che stanno dicendo: Signore, usami per la tua gloria. E ti chiedo, Signore, che questo Evangelo santo, questa parola della verità, sia davvero, Signore, un motivo di cambiamento profondo, radicale. Signore, siamo pecore che hanno bisogno di essere guidate. Bisogno. Noi non possiamo stare senza la tua voce. Guidaci, Signore, ogni giorno attraverso la tua parola. E qua, Signore, io chiedo nel nome di Cristo Gesù che questi cuori possano fare un patto con te. Oggi un patto. Signore, io voglio stare alla tua presenza e ascoltare quello che tu hai da dirmi ogni giorno, perché la mia vita appartiene a te. Grazie, Padre, per queste decisioni importanti nel mondo spirituale. Signore, stiamo veramente vincendo tante già battaglie che sono già vinte, perché la tua gloria e il tuo onore saranno manifestate. Benedici, Signore, queste decisioni nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te, o davanti a te, o dietro di te. Te lo do io, certo. Potete alzarvi in piedi. Adesso è il momento di offerte. Potete dare tutto quello che avete al nostro Signore, ma anche a questa chiesa che abbiamo bisogno. La mia vita è il Tempio dello Spirito Santo. La mia vita è il Tempio dello Spirito Santo. La mia vita è il Tempio dello Spirito Santo. La mia vita è il Tempio dello Spirito Santo. Il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. 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 Il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. La casa è il Tempio dello Spirito Santo. La mia casa è il Tempio dello Spirito Santo. La mia casa è il Tempio dello Spirito Santo. La mia casa è il Tempio dello Spirito Santo. Il santuario di Dio, 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 il santuario di Dio,
ti ringrazio per questa parola che tu ci hai dato, Padre. Abbiamo appena cantato che la mia vita è il Tempio, la mia casa è il Tempio, Padre, la Chiesa è il Tempio, che noi possiamo effettivamente fare quello che noi stiamo dicendo, proclamando in questo momento, Padre, che noi possiamo comportarci secondo le parole di questa canzone, Padre, che noi possiamo veramente trattare la nostra vita, Padre, come un tempio dello Spirito Santo, Padre, che noi possiamo ricorrere sempre a Te, Padre, che noi possiamo alimentarci sempre di Te, Padre, ogni giorno, per far sì che noi possiamo manifestare il Tuo carattere, Padre, che la nostra vita possa riflettere Te, Padre, che possiamo portare persone alla Chiesa, Padre, fargli vedere che cosa significa essere nel Tuo Tempio, Padre, cosa significa parlare con Te, cosa significa aprire il Tuo cuore a Te, Padre, che noi possiamo essere sale e luce in questa terra, Padre, portare la Tua parola dove ce n'è bisogno, Padre, e non guardare le persone con disprezzo e disgusto, Padre, quando noi facciamo quando loro fanno cose negative, Padre, perché noi sappiamo che Tu guardi ognuno di noi nella maniera uguale, Padre, e che noi possiamo parlare a tutti, indipendentemente da chi, Padre, che noi possiamo arrivare da quelle persone che hanno il cuore spezzato, Padre, che noi possiamo andare da quelle persone che hanno bisogno di Te, che hanno bisogno della Tua parola, Padre, e che Tu possa essere manifesto, Padre, che la Tua potenza possa essere manifesta. Ti ringrazio anche per quelle persone che hanno fatto un'offerta, Padre, ti ringrazio per le decime. Noi sappiamo che anche se abbiamo poco, Padre, se noi ti diamo, Tu moltiplicherai, Padre, e sappiamo che anche se poi non abbiamo molto, Padre, Tu ci sostenterai, Padre, ci darai sostegno. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, ancora qualche minuto d'attenzione anche per te che sei a casa. Anzitutto vorrei salutare le nostre giovani coppie che non sono qui oggi, sono al convegno delle giovani coppie che si conclude oggi e anche con la compagnia di Pastor Caio. Allora, marzo ci sono due eventi molto importanti da ricordarci per la nostra Chiesa, per la nostra comunità. Il 17 marzo, cioè domenica prossima, sarà l'anniversario della nostra Chiesa, della Chiesa Battista Agape, una realtà che è presente qui in Italia ufficialmente farà adesso gli anni 23 anni, davvero una quantità di tempo considerevole, perciò riuniamoci insieme con le nostre comunità qui a Treviso nel nostro culto della domenica per festeggiare insieme. Potremo stare insieme, parlare con i fratelli che non vediamo da tanto tempo, potremo mangiare insieme, vivere questo momento di comunione, perciò venite numerosi, invitate i vostri amici, poi per il cibo mettetevi pure d'accordo attraverso i piccoli gruppi, attraverso le comunicazioni dei pastori per poter vivere bene questo giorno. Poi il 31 marzo cade Pasqua. Pasqua faremo una cosa un po' particolare, noi ci presenteremo qui prima per poter avere un momento di comunione prima del culto, perciò siete invitati qui alle 9. Memore del buon Pastor Caio, mi raccomando perché esattamente quel giorno l'orario cambia. Perciò segnatevi bene 3 sveglie su 3 orologi diversi impostati su 3 fusi orari diversi in modo da non mancare, ok? Saremo qui presenti per la Pasqua del nostro Signore, un evento importantissimo che potremo vivere insieme nella nostra vita di comunità. A proposito di vita comunità, abbiamo avuto il baby shower di Vittoria che non è presente oggi perché appunto è nel ritiro delle giovani coppie e mi dicono che sia stato un evento bellissimo. C'erano davvero tante persone, si è sentita la presenza della comunità di Dio nella vita di questa sorella che ringrazia davvero di cuore per aver avuto questa opportunità insieme alla Chiesa di poter vivere questo momento, dato che tra poco partorirà. Poi, mi sto dimenticando qualcosa? Sì, no, sì, grazie, ok. Avremo sempre a marzo, il 23, ok, questo incontro per coppie, ok? Perciò sarà alle ore 20, sarà qui in chiesa, il 23 marzo che dovrebbe cadere di sabato,
Grazie. Ok, perciò sabato 23 marzo tutte le coppie sposate sono invitate a questo incontro alle ore 20 qui in chiesa. Sono sicuro che mi sto dimenticando qualcos'altro. I nostri ministeri. Poracci, mi dimentico sempre loro. Peccato. Ok? Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere a Isabella, vi potete rivolgere a Giada, principalmente per il ministero sociale. Come sempre c'è sempre bisogno, che sia un bisogno economico, che sia un bisogno di portare lì le cose. Volete aiutare? Parlate con i responsabili di questo ministero, oppure anche chiedete in giro, che vi sapranno di sicuro indicare le persone giuste. Come al solito abbiamo i nostri ministeri principali, che sono Lode, che sono Mixer, che sono proiezione, ci sono i responsabili, perciò potete andare, principalmente adolescenti, invito soprattutto voi, ok, a interfacciarvi così in questo ministero, in questo lavoro che è la Chiesa, in questo servizio che è il Signore. Preghiamo per concludere, non dovrei essermi dimenticato di nulla, ecco, perfetto, perciò preghiamo per concludere il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questa mattina, questa possibilità che abbiamo avuto di riunirci insieme, e ti ringraziamo, Padre, per la vita dei nostri fratelli, per tutto quello che tu ci doni infinitamente nella tua grazia. Noi ti supplichiamo, Padre, di benedire questa comunità, questa Chiesa, queste persone che sono qui, il tuo popolo, Padre, il tuo popolo ti acclama, il tuo popolo ti loda, il tuo popolo vuole vederti sempre di più. Ti prego, Padre, fai lavorare il tuo spirito nei nostri cuori in modo che possiamo vivere appieno quello che ci diceva Paolo e vivere appieno quello che è la tua parola, quello che è la tua presenza. Noi vogliamo vivere per te. Su questo noi ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Un saluto e la pace del Signore sia con voi.